Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo le previsioni per questo giorno di sabato 7 marzo 2020 e cosa possiamo aspettarci dalle costellazioni e dal loro influsso su di noi nel momento in cui la Luna transita loro attraverso. Prima però vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Questo giorno dominato da Saturno, quale reggente proprio del giorno del sabato, è un giorno all'insegna di alcuni umori malinconici, alcuni momenti di riflessione, è proprio una caratteristica dell'aspetto e dell'influsso saturnino. Quello che ci dà comunque è una spinta alla concretezza, alla maturità, anche alla saggezza per certi versi. Perciò è una giornata dove controlleremo sempre bene tutto, penseremo bene alle cose, che pagheremo però con un vago senso di solitudine o scelta oppure subita. Non sempre e in effetti saremo noi a sceglierlo, come può anche essere che invece ci faccia piacere restare soli e in compagnia di noi stessi, dei nostri pensieri, purché non si degeneri. Ok, diciamo che purtroppo, e perché dico purtroppo? Perché quando ci sono gli accumuli di una certa influenza, vale a dire quando l'influenza è presente in più ambiti e proveniente da più aspetti dell'oroscopo giornaliero, allora la situazione va ad appesantirsi e in un giorno come questo abbiamo l'influsso di Saturno non solo nella giornata del sabato, proprio come giorno settimanale e dunque come dominatore del giorno settimanale, ma lo abbiamo per altre 3 volte all'interno delle costellazioni visitate dalla Luna oggi, perché la prima costellazione in assoluto, la stella capo della giornata, è Capricorno, Saturno. In opposizione abbiamo Acquario, che nuovamente è anticamente associato a Saturno, e Acquario è doppio, cioè è presente 2 volte, dunque abbiamo sabato Saturno, Capricorno nella prima costellazione visitata dalla Luna, nella seconda e anche nella quarta. Dunque la giornata ha un grande sapore saturnino. C'è chi sicuramente non ne risente perché magari ha già un carattere introverso e dunque non è un problema magari per queste persone eh, fare compagnia a se stessi, però ci sono altre persone che potrebbero patire e soffrire un po' perché magari sono più estroverse per carattere oppure magari hanno valori di bilancia e dunque hanno bisogno del contatto con gli altri, di stare in mezzo agli altri, cioè magari hanno un Venere molto importante e dunque in una giornata come questa possono risentirne più di altri. Ma non solo le persone con forti valori di bilancia o con forti valori venusiani, anche le persone più emotive, dunque con magari valori di acqua, che in questo caso può comunque risultare un pochino avversa, perché non tanto per la presenza di Capricorno, che invece va d'accordo essendo appartenente all'elemento terra, va d'accordo con le costellazioni d'acqua, è per quel doppio influsso di Acquario. Dunque diciamo che ad andare meglio in una giornata come queste sono proprio le costellazioni di terra, dove non dovesse esserci la presenza di Saturno, comunque questi nati con forti valori di terra vanno a concretizzare positivamente in queste giornate, mentre per tutti gli altri, in base proprio al tipo di combinazione che si crea fra la predominanza degli elementi insiti nell'oroscopo personale con quello del giorno. Dunque, diciamo che per qualcun altro magari la percezione di solitudine può essere maggiore, oppure
anche il tipo di ostacoli che si sentono, che si percepiscono, o addirittura è una giornata che eh, ci viene incontro però portando un fardello, un peso, un sacrificio comunque, o addirittura qualche nemico occulto, qualcuno che non sappiamo o che non si è ancora palesato, oppure qualcuno che si è proprio manifestato. Comunque una giornata che parte, diciamo, con il freno a mano tirato, cioè un po' lenta, costruttiva ma lenta, che però riprende e porterà tutti i frutti del nostro sacrificio verso la serata, verso la fine della giornata. Dunque la giornata si chiude poi in leggerezza, si chiude bene, anche in allegria, magari c'è qualche spesa di troppo, però è una giornata che poi si controbilancia. Dunque è vero, c'è sicuramente un influsso eh, molto forte proprio dal punto di vista emotivo e si sentirà proprio una gabbia di restrizione intorno, ma la giornata andrà migliorando. Per quanto riguarda le eventuali manifestazioni sul piano fisico, si segnalano possibili problemi di circolazione o per chi dovesse soffrirne un acutizzarsi di emorroidi, per esempio, comunque tutte le cose legate al sangue, al suo flusso, all'aspetto circolatorio più che altro. Bene, detto questo, io vi rimando ancora le previsioni del giorno sempre domani, con l'appuntamento di domani mattina, sempre alla stessa ora, con le previsioni di domenica 8 marzo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, ci ritroviamo come sempre su questo canale. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda.